non si osservano al momento movimenti anomali, cioè tutto è fermo e quindi stiamo a aspettare perché per capire come sarà l'evoluzione di quella scarpata che si è formata è necessario vedere e misurare. Il monitoraggio sarà continuo, assicura Nicola Casagli, il geologo che col suo gruppo di lavoro ha installato nei giorni scorsi gli strumenti per controllare il comportamento del ghiacciaio dopo il crollo. Cosa succederà ora? Difficile dirlo con certezza. Non possiamo assolutamente escludere niente, cioè ci deve essere la massima attenzione, quindi una sorveglianza sia con tecnologie all'avanguardia come quelle che abbiamo installato, anche con tecnologie per così dire molto semplici come l'osservazione visuale da parte di esperti che è importantissima, anzi forse più importante rispetto alle tecnologie automatiche e tutto il possibile deve essere fatto per garantire le migliori condizioni di sicurezza sapendo che il rischio zero in queste situazioni è totalmente impossibile. Nel frattempo il team di glaciologi al lavoro sulla Marmolada da oltre 20 anni, tra questi gli esperti dell'Università di Padova, ha certificato come in un secolo il ghiacciaio si sia ridotto del 70% in superficie, di ben il 90% se si guarda al volume. Di questo passo è molto probabile che scompaia entro il 2040. Il video diffuso dallo stesso team parla di una progressiva quanto rapida riduzione nei decenni. Eppure, dice Casagli, l'evento di domenica difficilmente poteva essere previsto. Il fenomeno che si è verificato è un fenomeno raro, cioè non è una valanga di neve, non è una frana, sulle frane e sulle valanghe di neve si fa molto di più, esistono procedure di monitoraggio, sistemi, il sistema nazionale di allertamento, i codici sulle valanghe, su questi fenomeni che sono valanghe di ghiaccio e di detrito proprio perché sono rari sono un po' sfuggiti all'attenzione. Adesso sicuramente ci torneranno perché una tragedia di queste proporzioni non può restare senza conseguenze anche istituzionali.